tanta paura. Un colpo forte che ha scoppiato a bomba. Un boato fortissimo ha squarciato la notte a San Biagio di Callalta. L'esplosione è avvertita a centinaia di metri di distanza in una casa di via Fornasata poco dopo mezzanotte. A prendere fuoco una bombola del gas utilizzata per far da mangiare. Poi il fuoco. Quando che noi ci avevamo accorto erano già le fiamme alte. L'incendio ha devastato un'abitazione a 2 piani a Cavrie. A provocare le fiamme una fuga di gas. Il rogo è stato innescato dal malfunzionamento di un frigorifero al piano terra della casa. Un cortocircuito dovuto probabilmente al temporale che in quel momento si stava battendo sulla zona. All'interno del caseggiato nella notte non c'era nessuno. La famiglia che vive nell'abitazione, padre, madre e 2 figli, si trovava nel veneziano da qualche settimana. Molta la paura per i vicini. Al piano terra stava dormendo la padrona di casa, mentre al primo piano la nipote. Per fortuna che noi altri non ne ha toccato, insomma, perché la bomba era proprio vicino al muro nostro. Per ora gli investigatori hanno escluso il dolo, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia giudiziaria e dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono terminate alle 4 del mattino, quando il caseggiato è stato messo completamente in sicurezza.